ancora un attimo.
Buona serata a tutti, direi che possiamo iniziare. Ambiente in ambiente, non si poteva scegliere secondo me un posto migliore per parlare di ambiente. Noi siamo proprio in pieno patrimonio dell'umanità qua. Le colline di Fara di Soligo, tra l'altro, sono state scelte, l'immagine delle colline, come una delle immagini emblema, delle immagini simbolo del riconoscimento UNESCO che ha interessato questo territorio nel 2019. Una serata questa che è stata organizzata dal comune di Fara di Soligo, in particolare dall'amico assessore all'ambiente. Qua addirittura abbiamo assessorato all'ecologia e all'ambiente, che è una cosa particolare che non si trova da tutte le parti. Prima però di chiedere al vice sindaco Andreola di dire due parole a nome dell'amministrazione comunale, io volevo ricordare purtroppo una persona che ha perso la vita nel comune di Fara di Soligo pochi minuti fa, e vi leggo il messaggio del sindaco Mattia Perencin. Una grave tragedia ha colpito 2 ore fa la nostra comunità. In seguito a dei lavori in un'azienda agricola qui del territorio a Col San Martino, un uomo ha perso tragicamente la vita. Ci stringiamo al dolore della famiglia, una disgrazia davvero grande. Ecco, chiedo un applauso per questa persona e anche per un segno di vicinanza nei confronti della comunità di Fara di Soligo. Ma adesso torniamo al nostro ambiente, al nostro argomento della serata, ambiente in ambiente, e vorrei chiedervi di guardare qua dietro di me. Vedete che ci sono le famose torri di Credazzo. Io le ho sempre viste dalla strada principale, ma non ero mai arrivato fin qua. Poi so che anche degli ospiti che parleranno stasera hanno avuto la mia stessa esperienza. È un luogo davvero, davvero suggestivo. Tutti conosciamo magari anche la vicina chiesetta di San Lorenzo, e poi c'è anche la chiesetta arrivando da Valdobbiadene di San Vigilio a Col San Martino, e questa diciamo è la ciliegina sulla torta in questo territorio UNESCO. Io volevo leggervi proprio 2 dati storici per capire dove ci troviamo. Le torri di Credazzo si trovano a 308 metri sul livello del mare. Prendono il nome dalla vicina borgata di Credazzo, che è toponimo a sua volta derivante da Creda, Creta, in riferimento alla natura argillosa del territorio. La storia più antica di questo fortilizio resta in gran parte però ancora oscura. Sarebbe stato edificato tra il IX e il X secolo, durante l'invasione degli Ungari, e faceva parte di un sistema difensivo molto articolato, che comprendeva tra gli altri i vicini castelli di Col San Martino, alla mia sinistra, e Soligo, alla mia destra. Costruttori furono forse i Collalto, famiglia famosissima del Medioevo dell'Alta Marca Trevigiana, conti di Treviso. Lo proverebbe un diploma del 980 col quale l'imperatore Ottone II aggiungeva alla proprietà della famiglia anche il territorio compreso tra i fiumi Soligo e Raboso. Il primo documento, che però cita Credazzo, è molto più tardo, è del 1233. Allora la fortezza era controllata dalla famiglia da Camino, un'altra famiglia importante, formando il centro di un feudo che comprendeva anche il borgo di Credazzo e la chiesetta di San Lorenzo. Il complesso è legato alle vicende dei Caminesi, quindi. Qui nacque Guecellone VI, marito della nota Gaia da Camino, che è stata ricordata anche da Dante, e nel 1321 il castello fu comprato da Rambaldo VIII di Collalto. Agli inizi del 1413, quando questo territorio era ormai parte della Serenissima di Venezia, però, questa fortificazione fu distrutta dagli Ungari, guidati dal famoso Pippo Spano, e i Collalto ormai non ebbero alcun interesse a ricostruirlo. Dopo un lungo periodo di abbandono, negli anni 40 del Novecento, quindi facciamo un salto storico davvero significativo, gli edifici furono acquistati dalla famiglia Biscaro, per poi passare all'architetto Giovanni Barbin, che ne ha curato il restauro. Dal 2015 questo straordinario complesso architettonico è di proprietà di una famiglia di imprenditori di Cordignano. Quindi davvero, davvero molto interessante anche questa storia. Adesso chiederei al vice sindaco di Fara di Soligo di fare un saluto a nome dell'amministrazione comunale, e lo ringrazio per questa bella iniziativa. Dopo vi dirò anche chi è l'ideatore di questa serata. Grazie vice sindaco, le lascio, può prendere anche un microfono di questi. Ok, si accende qua dietro. Se no le do il mio. Ecco. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto di essere qui presenti. Vi porto il saluto del sindaco dottor Mattia Perencin, che avete sentito nel suo messaggio purtroppo triste di Mirko, di tutta l'amministrazione comunale. Un grazie va a voi che siete qui questa sera per ascoltare e per vedere questa bella, sicuramente appassionata serata. Sarà molto interessante. Io ho sentito il programma prima
dei nostri ospiti che parlavano con Andrea, il quale lo ringrazio di essere qui per presentarla, come ringrazio i nostri ospiti sia Andrea Costantin che il dottor Daniele Zovi, qui presente, che poi avete il piacere di conoscere. Quindi vi ringrazio molto di questo supporto che diamo al nostro ambiente. Sicuramente la serata, ripeto, sarà veramente entusiasmante, ricca veramente di tante, ma tante piccole pillole che sicuramente servono a ognuno di noi. Ecco, un grazie poi anche particolare agli amici di San Lorenzo che hanno installato il palco. Ecco, questa manifestazione rientra sulla farra che è estate, quindi questa attività che quest'anno l'amministrazione comunale ha portato come promozione per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda anche come questa sera l'ambiente, quindi temi anche di cultura. Credo che siano importantissimi, credo che fare cultura e far conoscere significa poi sicuramente migliorare il nostro Stato. Ecco, non mi prolungo oltre, ringrazio anche il service e anche TV Valdo che è qui presente, che ci sta trasmettendo in streaming, quindi ci sono anche tanti altri che ci stanno seguendo, questo ci fa molto piacere. Però ecco, io vi lascio alla serata, poi eventualmente alla fine sentiamo anche le vostre considerazioni. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie Vice Sindaco, grazie anche dell'applauso al pubblico. E adesso inizieremo la nostra serata con la proiezione di un video, quindi chiedo ad Andrea, che dopo vi presenterò, di far partire il video e successivamente inizieremo a parlare del primo tema ambientale. Quindi Andrea, puoi partire. Il Ministro dell'Ambiente ha detto che non c'è nessun dubbio, questa catastrofe dipende dal cambio del clima. È così? E perché invece spesso quando situazioni simili le vediamo nel nostro Paese si tende a puntare il dito contro il dissesto idrogeologico, contro l'abusivismo, contro il consumo del suolo? Ma perché questi elementi ci sono tutti dentro un'alluvione, non c'è mai una sola causa. Il problema climatico indubbiamente interviene amplificando l'intensità e la frequenza di fenomeni che già esistono per loro conto. Le alluvioni ci sono sempre state in tutto il mondo, le cronache storiche sono piene, abbiamo già le cronache degli antichi romani alle prese con le alluvioni del Tevere, quindi non è una novità che esistano questi fenomeni. Il problema è che il riscaldamento globale si sta intensificando perché immette più energia nel sistema atmosferico e più acqua. La maggiore temperatura dell'atmosfera fa evaporare più acqua dagli oceani e l'aria più calda ne contiene di più, contiene più vapore e quindi alimenta delle precipitazioni che diventano più intense di quello a cui eravamo abituati secondo i dati del passato. E ovviamente questo è solo l'inizio, perché il riscaldamento globale non è un qualcosa che è finito adesso e finisce qui. E purtroppo si sta sviluppando sotto i nostri occhi e nei prossimi decenni saremo noi ad avere in mano la manopola del termostato del pianeta e a decidere di quanto la temperatura aumenterà ancora e conseguentemente gli eventi estremi catastrofici. Poi l'uso del territorio si aggiunge peggiorando ulteriormente le cose con la cementificazione, con una cattiva manutenzione, cose che sono più difficili da sostenere per la Germania che per l'Italia, ma in ogni caso quando si superano certe soglie di intensità di pioggia non si può fare nulla, lo vediamo proprio in queste immagini. Mercalli, visto che lei faceva riferimento a un cambio di passo rispetto agli ultimi decenni, le vorrei fare vedere questo cartello. È un'elaborazione della CNR, la grafica 11, lo dico per la regia. Vediamo che in sostanza dal 1980 inizia questa crescita dell'aumento della temperatura, dello scostamento della temperatura rispetto a diciamo, la temperatura media. C'è una crescita costante che è segnalata dalla parte rossa. Lei crede che siamo ancora in tempo per riuscire a far abbassare quella curva o oramai siamo davanti ad un fenomeno che sfugge anche al controllo dell'umanità?
Allora, quello lì è il grafico delle anomalie di temperature medie globali, quindi stiamo parlando della media dell'intero pianeta, dove vedevate le barrette rosse, sono gli anni più caldi della media di riferimento, che sono tutti appunto dopo la metà degli anni '80. Non c'è più possibilità di tornare indietro, ormai il danno climatico che è stato fatto in 200 anni di rivoluzione industriale è irreparabile sulla scala dei tempi umani, verrà riparato dai processi naturali nel corso di centinaia di migliaia di anni. Però possiamo ancora evitare di seguire la traiettoria più catastrofica, che è quella di un ulteriore aumento entro la fine di questo secolo dell'ordine di 4-5 gradi. Ma la temperatura aumenterà comunque ancora, anche se mettiamo in atto le migliori strategie per il contenimento delle emissioni di gas a effetto serra, di almeno un altro grado. Questo per l'inerzia del sistema. Abbiamo ormai messo in moto questo processo, che è di dimensioni planetarie. Pensate alla quantità di energia che stanno immagazzinando gli oceani e che poi continueranno a cedere per millenni. Quindi, se applichiamo l'accordo di Parigi, che è l'accordo internazionale sottoscritto nel 2015 ma non ancora in vigore, e che prevede una riduzione immediata, rapida delle emissioni, possiamo ancora stare dentro un aumento di temperatura di circa 2 gradi. Grave ma non impossibile da affrontare, soprattutto per le generazioni future. Se invece non facciamo nulla, cioè rimaniamo nel modello economico chiamato business as usual, un'economia Chiaro. senza freni, dove non ci siano limitazioni alle emissioni di CO2, allora il rischio è di ritrovarsi con 4-5 gradi in più entro la fine di questo secolo, il che sarebbe uno scenario catastrofico che metterebbe a rischio l'intera civiltà. Federico Rampini. Insomma, uno scenario direi non catastrofico, di più sicuramente. Ecco, questo video ci aiuta a introdurre il primo argomento di questa serata, che è proprio quello del cambiamento climatico. Allora Andrea, mentre io ti introduco e ti presento, ti chiedo di preparare un altro ospite particolare che poi conosceremo dopo. Allora, Andrea Costantini, per il quale vi chiedo un applauso davvero. Ecco qua. È anche un po' l'ideatore di questa serata. 33 anni, risiede a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto. Lui è laureato in fisica dell'atmosfera e meteorologia all'Università di Bologna, con una tesi dal titolo La previsione appunto di eventi meteorologici significativi e la sua percezione da parte dell'utilizzatore finale. Tu Andrea fai tantissime serate come queste, tantissimi incontri, vai nelle scuole, vai anche dal CAI, quindi il vice sindaco sicuramente sarà contentissimo, fai formazione, insomma il meteo è la tua grande passione. Allora ti svelo una cosa, io sono giornalista del quotidiano del Piave di QDP News. Quando sta per arrivare un temporale, la redazione scoppia. Allora partono messaggi, allora vai di qui, vai di là, a destra piave, a sinistra piave. Anche noi abbiamo imparato a vedere dove si muovono le nuvole ormai, perché dobbiamo essere pronti poi a raccontare ai nostri lettori quello che succede. Ma siamo veramente diventati meteoropatici secondo te? Beh, sono già domande che richiederebbero una lunga discussione, ma quello che posso dire è intanto che sono davvero contento di essere qui stasera a portare questo e tanti altri argomenti con il nostro secondo ospite, che poi a un certo punto apparirà su questo palcoscenico. Però posso senz'altro confermare, Andrea, che parlare di meteorologia ormai non è più un argomento per pochi, magari ecco, per gli esperti, ma è senz'altro un argomento comune di diciamo, interesse giornaliero, anche perché gli eventi che vediamo in questi anni sono proprio ormai così frequenti che dico quasi sembrano essere giornalieri. Quindi sicuramente capisco bene anche il vostro punto di vista. Quando arriva un temporale, ecco, prepariamoci, macchina fotografica, e speriamo non faccia troppi danni. Questo sicuramente. Perché hai scelto di iniziare questa serata con quel video che ricorda anche quello che è successo qualche giorno fa in Belgio, in Germania? Ci sono stati tantissimi morti, dispersi, distruzioni, veramente una catastrofe. Sì, devo dire che avevo pensato a un altro video, ma lo tengo buono per la prossima volta, però la spropositata magnitudo di questo evento, che ha colpito appunto i paesi, alcune regioni della Germania e poi il Belgio, e poi anche di riflesso i Paesi Bassi, per le portate dei fiumi eccezionali che ha caratterizzato appunto la fase centrale di luglio, ecco, mi ha fatto proprio emergere di nuovo con forza questo messaggio che il cambio climatico e gli eventi estremi sono anche nel cuore
della nostra Europa, che spesso diciamo essere organizzata, pronta, in particolare comunque Germania e Paesi Bassi dispongono di sistemi di allerta e anche di protezione civile che sono, e anche così come quello italiano, insomma, ai massimi livelli. Qui siamo stati di fronte a un fenomeno che effettivamente ha superato anche le più diciamo, pessimistiche previsioni. Quindi ho deciso di proiettare questa intervista di Luca Mercalli. Ricordo essere il fondatore della Società Meteorologica Italiana, nonché appunto climatologo e divulgatore, e alla 7 qualche giorno fa ho fatto un'intervista, quindi ho colto questo aspetto nel quale lui chiaramente parla non solo della Germania, ma anche di quello che probabilmente ha creato questo evento in Germania, cioè il cambio climatico e l'estremizzazione dei fenomeni. Ma quando tu senti i dati che abbiamo sentito prima, la possibilità di un aumento di 4-5 gradi, la temperatura ti spaventa, insomma, stiamo andando verso questa direzione secondo te? Diciamo, fino a quando ero piccolo io sono un amante della neve, sono sempre stato proprio un appassionato, andavo in montagna, riempivo dei sacchi diciamo di neve dalla montagna, li portavo in pianura, perché a Vittorio Veneto, dove abito, nevica poco, e con questa passione nel cuore ho sempre sperato poi che tutto sommato non fosse tanto da preoccuparsi. Poi applicandomi negli studi e vedendo poi concretamente quello che è il nostro pianeta e capendone per quanto possibile i delicatissimi equilibri che lo caratterizzano, ora mi metto dalla parte dei molto preoccupati, perché tutto va in una direzione specifica, nonostante ci siano anche alcune teorie contrarie che però ormai spero non siano più seguite. Siamo di fronte a un cambio che è netto e che ha diversi aspetti, non è solo il caldo, parleremo anche poi dopo di piante, animali, ghiacciai. Ci sono vari elementi che cominciano a dire da un bel po' sto male, ho la febbre, e quindi ecco perché sono preoccupato. È stato anche detto però che le nuove generazioni potrebbero sopportare un aumento di 2 gradi, quindi c'è la possibilità con il nostro lavoro, con il nostro impegno, di modificare un po' il corso delle cose. Sicuramente gli accordi di Parigi del 2015 creano un impegno delle nazioni aderenti per stare ben sotto i 2 gradi di aumento di temperatura per i prossimi anni. Questo ben sotto, diciamo, ci fa capire che 2 gradi è un target, si parla di temperatura media globale dell'aria, è un target che assolutamente non dobbiamo raggiungere, dobbiamo stare ben sotto. È chiaro che, come dice anche Mercalli, abbiamo un sistema che è un po' come una pentola di acqua calda, non è che quando spengo il gas, ovvero emetto meno gas serra, questi gas che aumentano l'effetto serra, che è naturale, ma noi lo stiamo aumentando, ecco che la nostra pentola continua a emettere calore per un bel po' di tempo. Idem lo fanno anche le terre, gli oceani. Quindi se noi fossimo in grado di mantenere con le nostre azioni, puntando anche e soprattutto sui giovani, su chi avrà il futuro in mano, io sono tuttora ottimista su questo. Ecco, raccontaci qualcosa di te invece, Andrea. Io leggo qui: rassegna le nuvole, comunicare il clima e i suoi cambiamenti, proprio a Vittorio Veneto nel 2019. Di cosa si tratta? Sì, nel 2019 abbiamo provato a fare un po' di divulgazione scientifica proprio aperta al pubblico in 3 serate a Vittorio Veneto, grazie appunto alla collaborazione con il CAI di Vittorio Veneto e con il comune stesso di Vittorio Veneto. È stato un evento che mi ha fatto molto piacere, perché abbiamo avuto anche tra gli ospiti anche Luca Lombroso, che diciamo è un esperto, è un personaggio appunto di livello internazionale, e ci ha portato un altro ulteriore esempio di come approcciare a questo cambio del clima che sicuramente ci interesserà a tutti. Abbiamo provato a fare queste 3 serate, sono venute abbastanza bene, le persone erano contente, abbiamo provato a replicarle nel 2020, però poi sappiamo com'è andata, da febbraio a marzo ci siamo dovuti fermare, e speriamo che in futuro si possa riprendere questa attività di divulgazione, un po' come stiamo facendo questa sera. E io quando penso alla meteorologia sicuramente mi collego anche ai nuovi sistemi informatici, telematici, che sono fondamentali. Io qui vedo che dal 2012 e soprattutto dal 2019 hai sviluppato Pian Cansiglio Meteo Webcam, che è un progetto di monitoraggio amatoriale indipendente proprio, mantenuto e autofinanziato con finalità di pubblica informazione scientifica. Quindi parlaci anche di questo progetto. Anche qui la passione per il Cansiglio e per l'ambiente che lo caratterizza mi ha entusiasmato fin da piccolo. Era il luogo appunto dove andavo a prendere la neve e la portavo a casa,
E con gli anni ho maturato un approccio un po' più scientifico, e quindi grazie alla collaborazione appunto con altre persone appassionate e anche poi interessate a mantenere, diciamo, una piccola rete di stazioni meteorologiche, ho sviluppato un progetto che prevede di installare alcuni sensori che misurano temperatura, umidità, venti, precipitazioni, e anche delle webcam che trasmettono l'immagine ogni minuto di vari punti panoramici. Questo per associare proprio anche l'evoluzione, no, del tempo alle immagini, quindi i dati insieme alle immagini. E stiamo completando adesso questa piccola rete, anche c'è un sensore rifugio semenza che sta proprio sopra il Cansiglio, e confronteremo i dati anche di Valmenera, che è una delle zone più fredde in assoluto, insieme appunto all'altopiano di Asago e altre località, diciamo, molto fredde. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo, ecco, di portare un po' di divulgazione e anche di correttezza scientifica, ecco. Io so che alla fine di questa serata tu ti darai dei voti, o meglio ci daremo dei voti anche su come ci comportiamo rispetto all'ambiente, però diciamo già adesso qualcosa: noi possiamo veramente essere protagonisti del cambiamento dei prossimi anni del nostro territorio, l'abbiamo detto, no? Patrimonio dell'umanità, però che cosa facciamo realmente per preservarlo, per tutelarlo? Anche questa edificazione di massa che c'è stata in passato, che ha trasformato questo territorio e che adesso ci crea tanti problemi, non solo l'Alta Marca Trevigiana, ma tutta Italia. Pensiamo a alcune zone della Campania, io tra poco andrò in Costiera Amalfitana, anche lì bellissimo, però tantissimi problemi, l'abbiamo visto, poi anche Ischia, anche altre realtà, la Liguria. Sì, ci sono tanti aspetti e a volte davvero anche molto complessi. Quello che mi sento di dire su questo argomento è che abbiamo in mano proprio il termostato del pianeta. Siamo noi con le nostre attività, con il nostro vivere, con anche il benessere che ci caratterizza, che siamo protagonisti appunto di queste emissioni e poi anche della gestione delle conseguenze. Quindi quello che mi sento di dire è che abbiamo proprio in mano la potenzialità per ridurre gli effetti. Sicuramente, come chiaramente diceva anche Luca Mercalli, non potremo eliminarli, e dobbiamo essere pronti a un futuro, anzi anche già a un presente che ci pone in difficoltà. Alluvioni piuttosto che appunto grandinate di proporzioni distruttive, ondate di calore, fusione massiccia dei ghiacciai. Sono degli elementi che sicuramente ci metteranno in difficoltà nei prossimi anni. Però sapendo di essere noi protagonisti, io voglio comunque continuare a credere che saremo anche noi protagonisti di ciò che avverrà in futuro, quindi della riduzione del nostro impatto fino possibilmente arrivare in un equilibrio. E quando vai nelle scuole invece, che ti confronti con i bambini, li vedi interessati o insomma c'è ancora qualcosa da fare con loro? Sono stato piacevolmente stupito proprio a febbraio scorso qui a Fara di Soligo. C'erano dei bambini che ne sapevano assolutamente più di me, avevano una preparazione ferrea, precisa, e davvero sono rimasto piacevolmente colpito da quello che ho visto. E quindi ritengo che i bambini più piccoli hanno anche proprio un'attenzione diversa. Noi magari siamo presi dal nostro tantan giornaliero, da quello che abbiamo sempre fatto, va bene così. E i bambini invece, ma anche i ragazzi, ho visto proprio una ricettività che non mi aspettavo e mi ha assolutamente colpito in maniera positiva. E quindi ecco che anche i movimenti di ragazzi che cercano di portare conoscenza tra di loro e anche al di fuori, penso siano assolutamente validi e vadano anzi supportati da noi un po' più grandicelli. Ecco. E invece l'Andrea bambino come si è avvicinato a questo mondo della meteorologia? Ha portato lì un mio, un mio piccolo blocchetto di ghiaccio che purtroppo, poverino come tutti, ha caldo, e vedete che pian pianino sgoccia e da ghiaccio fonde, diventa acqua liquida. A fine serata ce lo beviamo praticamente. L'acqua è buona, cioè beviamo volentieri, ci sono anche i bicchieri. Ecco, sì, la mia passione è nata probabilmente in un capodanno di neve del 1996-97. Fu un capodanno bellissimo fino alla luna di notte, festeggiamenti fuori. A un certo punto nevicava, a un certo punto inizia a piovere. Come? In poche ore la neve se n'è andata. Da quel giorno io penso di aver capito che mi piaceva la neve, mi dispiaceva che andasse via quella pioggia, e da lì ho capito che la mia passione della vita sarebbe stata la meteorologia. Poi ci sono stati altri episodi, quelli del Cansiglio ovviamente, però sicuramente tutto è partito da un bel po' di fiocchi di neve. Grazie Andrea. Tu vuoi già mostrarci qualche grafico o Sì. introduciamo già il secondo ospite? Ma so che hai preparato anche dei grafici. Sì, Prego. volevo mostrarvi giusto un paio, perché stiamo parlando del cambio climatico.
dobbiamo un po' capire, ecco, giusto perché ormai ne parlano tutti, quindi non andremo certo così a fondo in questo argomento, però la sostanza è questa: il nostro sistema si basa tuttora sulla combustione di elementi fossili, quindi l'energia che traiamo per tutte le attività, qualunque sia. Io ho fatto anche un piccolo esempio di quanta CO2 ho emesso personalmente nel fare questa serata. Ad esempio ci ho messo 10 ore al computer, ricerca su Google, scambio di email, viaggi con la macchina, sono a metano, consumo poco, inquino un po' meno, però comunque la mia parte l'ho fatta. Ho emesso circa 22 kg di CO2, non riesco a far vedere quanta CO2 perché è un gas, non si vede, ma 22 kg pesano, sono tanti, solo per fare qualche slide e qualche serata. Ecco, giusto per dare un'idea di quanto può pesare ogni azione. E allora, prima di passare al nostro ospite, io volevo farvi vedere giusto una sequenza di immagini che mi ha colpito di questi giorni. Questa è una statua, si chiama il Nettuno, sta in un paesetto di Venlo, nei Paesi Bassi, quindi tra il confine tra Germania e appunto i Paesi Bassi. Questa è la statua che sta lungo il fiume, vedete quanto è alta, quanto sono piccole le persone. Sono immagini, diciamo, circa di metà giugno. L'immagine successiva è questa, quindi la stessa statua durante la piena che ha caratterizzato quel fiume in quel momento. È tanta acqua, è tantissima. Vi faccio vedere il confronto. Vedete quanta acqua abbiamo sopra. E poco tempo fa abbiamo sentito anche di ciò che è successo in Canada. Record su record, luoghi inaccessibili a quel caldo fino a pochi anni fa sono stati raggiunti, record mai visti prima. E quindi, ecco, prima di passare poi al nostro ospite, è giusto anche capire una differenza sostanziale che spesso anche nella comunicazione è importante dare. La differenza che c'è tra il clima, quindi la climatologia, e la meteorologia. Questa vignetta così simpatica ci fa porre la domanda: meteo e clima saranno la stessa cosa? Hanno differenze? Beh, sì, la risposta è sì. Il clima è quello che ti aspetti, ovvero è l'andamento medio dei parametri. Ad esempio, prima Luca Mercalli diceva la media globale della temperatura è aumentata di circa 1 grado negli ultimi 30 anni, per esempio. Quindi la climatologia si occupa di eventi a grande scala per molti anni, almeno 30 anni di dati. La meteorologia, invece, è quello che succede ora. 20 gradi abbiamo qui, 22. Questo è un dato meteorologico. Quanta pioggia mediamente cade nelle località di Credazzo? 1200 mm, quindi 1200 litri per metro quadro. Ecco, questo è un dato climatologico, cioè una media su lunghi anni. Quindi questo è importante anche appunto nel seguito della nostra descrizione, per capire che ci sono delle differenze anche quando comunichiamo agli altri la meteorologia o la climatologia. E ci occupiamo questa sera di entrambe. Allora Andrea, io prima ho conosciuto una signora che adesso dovrebbe essere lassù in cima, lei mi ha detto guardi che io sono venuta a piedi qui, quindi lei veramente ha dato un contributo positivo a questa serata, perché a differenza tua e mia non è venuta con la macchina e quindi diciamo non ha consumato tanta energia. Assolutamente. Allora, io so che prima di introdurre il prossimo ospite tu vuoi leggerci qualcosa. Sì. Di uno dei suoi ultimi libri, Autobiografia della neve, e dopo leggerò la sua biografia. Prego. Qualche mese fa, proprio con la prima ondata di calore di metà giugno, ho detto mi rinfresco un po' e scelgo un libro che parli di neve. E nella mia fortunata ricerca mi sono imbattuto in questo libro del nostro ospite, che tra poco sarà qui con noi. E all'interno di questo libro, che è un'esperienza personale dell'autore che traccia racconti e sensazioni e anche emozioni della sua vita e anche appunto dell'esperienza col cambio climatico, quindi l'interfacciamento uomo, natura, ambiente e animali, lo vedremo poi appunto dopo. Quindi un passaggio mi ha particolarmente colpito, quindi ve lo leggo e poi andiamo con il nostro ospite. Mentre leggo questi dati scientifici, parliamo di cambio climatico, provo un profondo spaesamento. Sento che la specie a cui appartengo ha più o meno consapevolmente deciso di non vivere più nel suo paesaggio e nel suo mondo,
che ha allestito un ambiente dove sono padroni gli strumenti tecnologici a cui ha affidato la soluzione di tutti i problemi. Sembra che l'uomo occidentale abbia creato un ambiente rassicurante e più protetto, ma in realtà dimostra molte debolezze ed una preoccupante fragilità. Ecco, questi sono degli spunti interessanti. Chiedo ancora un applauso per il nostro Andrea al pubblico. Grazie. E chiedo al prossimo ospite, dopo Andrea ritornerà con noi, il dottor Daniele Zovi, che si può avvicinare qui al palco. E intanto io leggo, insomma, ha fatto un sacco di cose, non posso leggere tutto. Scrittore, divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici, che è una delle mie grandi passioni. È nato a Roana, Vicenza, nel 1952. Dopo la laurea in scienze forestali, che è stata conseguita all'Università di Padova nel 1975, è entrato nel Corpo Forestale dello Stato, come capo del distretto di Asiago, comandante provinciale di Vicenza e comandante interregionale di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. È andato in pensione nel 2017 come generale di brigata d'arma dei Carabinieri e dal 2011 al 2014 è stato membro della commissione scientifica presso il Ministero dell'Ambiente. Ha redatto, fra le tante cose, il piano naturalistico della Valdassa e il piano di riassetto delle proprietà di Asiago, Conco e Louisiana. È membro dell'Accademia Olimpica di Vicenza e dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche e tenuto conferenze, come il nostro Andrea, in tante scuole, università e musei italiani. Nell'ottobre 2020, come vi ho detto prima, è uscito il libro Autobiografia della neve, che non è l'unico, dal quale leggerà alcuni brani durante la serata, ne abbiamo già visto uno. Allora un applauso per il dottor Daniele Zovi. Siamo detti di darci del tu, vero, questa serata? Allora Daniele, intanto ti ringrazio per essere qui nella Tamarca Trevigiana, per essere a Farra di Soligo. Sapevi che eravamo patrimonio dell'umanità noi? No, sapevo che l'area del Prosecco era patrimonio dell'umanità, aveva anche tutto il mio appoggio, devo dire, ma non avevo capito che era questo il cuore. E però vedendolo da dentro, come abbiamo visto io e mia moglie stasera, credo che sia stata una scelta obbligata individuare questo posto come il migliore, perché è di una bellezza straordinaria, quindi vi sono molto grato per avermi trascinato da Asiago a qua stasera, perché ne è valsa la pena. Ecco, prima con una signora dicevamo una cosa, magari i cinesi o altri popoli possono copiarci il prodotto che è il prosecco, no, del Valdobbiadene. Qua bisogna stare attenti perché bisogna chiamarlo Conegliano, Valdobbiadene, Prosecco Superiore di OCG, ma questo è un altro discorso. Però una cosa che non si può copiare è il paesaggio, è l'ambiente che noi abbiamo. Riusciremo a preservarlo questo ambiente andando avanti così? Abbiamo visto anche le immagini prima, i discorsi che ha fatto Andrea. Guarda, intanto ambiente e paesaggio sono due cose diverse. Lo vedremo in Costituzione dopo. Dobbiamo parlarne. Il paesaggio non è una cartolina, non è un fermo immagine, ma è un film in continua evoluzione. È in qualche maniera lo specchio di tutte le attività socio-economiche delle persone che abitano attorno a questo paesaggio. Perciò la sua forma e il suo aspetto sono il risultato di molte attività, molte scelte, ma anche molta sensibilità. Evidentemente un paesaggio così bello è il risultato dell'attenzione di chi ci abita, non c'è dubbio. Io viaggio, adesso meno di prima, anche a causa della pandemia. Mi piace molto viaggiare, ho visto posti di straordinaria bellezza rovinati dall'uomo e tenuti male. Il nostro Sud Italia è un posto fantastico, molto bello e molto rovinato, diciamolo, fuori dai denti, voglio dire. Ecco, quindi un po' quello che vale per il clima vale anche per la qualità del paesaggio, della sua bellezza.
Hai fatto bene prima a dire che ambiente e paesaggio sono due cose completamente diverse. La nostra Costituzione, infatti, all'inizio, nel 48, parlava solo di paesaggio. All'articolo 9 dice: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, appunto, e non l'ambiente, il patrimonio storico e artistico della nazione. Ma prima discutevamo di una cosa, che i nostri legislatori poco tempo fa hanno capito che anche l'ambiente va messo in Costituzione, perché è cambiata la sensibilità, è proprio quello che ti chiederò. Infatti la tutela dell'ambiente sarà prossimamente garantita dalla Costituzione, perché il Senato ha approvato in prima deliberazione, nel mese di giugno 2021, il disegno di legge costituzionale che inserirà nella nostra Carta Costituzionale l'attenzione all'ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversità, sulla scia però di quello che già altri paesi europei hanno fatto negli anni. Secondo me questo è veramente un passaggio storico fondamentale che intercetta una sensibilità che ormai è cambiata. Allora, avviene con le leggi, con questo, questa introduzione di questo nuovo concetto nella Costituzione, quello che avviene un po' con tutte le leggi. Le leggi arrivano dopo il cambio di sensibilità delle persone. Vi faccio un esempio. Da pochi anni il maltrattamento degli animali è diventato reato penale. Viene perseguito dal giudice ordinario. Prima no, non era così. E questo perché? Perché in tutti noi si è sviluppato un sentimento, una relazione con l'animale diverso da quello di prima. E quindi questo cambio di sensibilità, cioè gli animali li sentiamo più vicini a noi, più prossimi, degli amici, qualche volta dei parenti, se vogliamo, no? Ecco, questo ha spinto il legislatore a cambiare la legge e proprio a tutelare questi animali dai maltrattamenti che subivano e che io mi ricordo da bambino di aver visto operare nei loro confronti. Ecco, altrettanto sta accadendo per la questione dell'ambiente. Stranamente, dico stranamente perché abbiamo una delle costituzioni più belle del mondo. Veramente ogni volta che si legge un articolo o più articoli della Costituzione si resta ammirati di come i comunisti, i democristiani, cioè anche i politici contrapposti, abbiano partorito una carta così importante e così ben scritta e semplice e comprensibile a tutti, perché veramente chiunque la può leggere e capire. Allora però la parola ambiente non c'è. Cioè nel 48 evidentemente, quando fu licenziata la Costituzione, non si avvertiva ancora la necessità, il pericolo che incombeva già allora se vogliamo, ma che è esploso più tardi. Quindi questo avvio del cammino di cambiamento della Costituzione è fondamentale perché oggi chi inquina viene punito ancora troppo poco, per esempio. Quando invece c'è un richiamo costituzionale, quello dà molta forza al legislatore immediatamente dopo di formare una gabbia legislativa più salda. Ecco. Quindi è una notizia importantissima. Nello stesso momento però io questa notizia l'ho scoperta prima, mentre preparavo questo incontro di questa sera. Vuol dire che ancora i media nazionali non stanno dando grande importanza a questo tema. Si parla di pandemia, si parla del DDL Zan, si sta parlando di mille altre cose, ma non si parla di ambiente. Quindi forse c'è anche questo passaggio culturale da fare, secondo me, da parte delle nostre istituzioni. Non dove abbiamo detto si parla di assessorato all'ecologia e all'ambiente, addirittura fare di sé, adesso questa è una battuta ovviamente, però mi avevano fatto un discorso tempo fa che anche nel nostro Parlamento europeo tanti dei nostri politici sono un po' disinteressati ai temi ambientali e tante riunioni del Parlamento europeo sull'ambiente erano quasi completamente deserte da parte dei nostri rappresentanti politici. Ecco, questo secondo me è molto grave. Allora, io ho letto molti documenti internazionali, uno ne ha citato Andrea prima, citando Parigi, ne ho letti molti e ho visto pochi effetti. Cioè i politici di tutto il mondo si sono riuniti prendendo degli impegni a emettere, sostanzialmente diminuire le emissioni dovute alla combustione dei combustibili fossili
E poi però ci siamo accorti che nel 2018 la emissione di CO2 in Italia era superiore di quella nel 2017. Allora, cosa ci stanno raccontando? Che decisioni stanno prendendo? Ecco, non si prendono decisioni perché queste sarebbero poco popolari, viene detto, no? Cioè, è chiaro che prendere decisioni da questo punto di vista significa provocare dei sacrifici, chiamare le persone, tutti noi, ad affrontare dei sacrifici. Noi dobbiamo rinunciare ad alcune nostre comodità per inquinare meno. Gli industriali, il capitale, il capitalista, usiamo termini così comprensibili, se vogliamo, magari un po' grezzi, ma il capitalista deve rinunciare a una parte del suo interesse per rivedere i sistemi di emissione dei fumi dell'industria, che costano, hanno dei costi. Ma tutti noi dobbiamo stare più attenti, perché solo un grande movimento di popolo cambia le cose. Allora, nell'isola di Salina, nelle Oglie, quello è uno dei posti dove il sole batte più forte in Europa. Insomma, le isole del sud e della Sicilia, ecco. Lì c'è una capanna meteorologica, un ripetitore che va a gasolio. Allora c'è un elicottero che arriva lì per portare un bidone di gasolio per far funzionare questa cosa. Cioè, evidentemente non hanno ancora saputo che 20 anni fa hanno inventato i pannelli solari. Ecco, siamo ancora a questi. Ora sto citando, è chiaro che l'inquinamento non viene da là. Ma è mai possibile che strutture pubbliche ancora non si siano munite di pannelli solari per avere un'origine pulita dell'energia che usano? È mai possibile che io 14 anni fa ho ristrutturato, siamo riusciti a comprare un rudere con un lungo mutuo, se vogliamo anche raccontarla tutta, ad Asiago, dove risiedo e abitiamo normalmente, non ci hanno obbligati a mettere pannelli solari sul tetto. Chi mi ha autorizzato a costruire la casa, io non avevo soldi in più, anzi appunto sono andato in prestito, avrebbe dovuto dirmi: se vuoi ristrutturarla devi mettere i pannelli solari. Cioè ci vogliono delle coraggiose scelte politiche, magari impopolari, ma molto precise per cambiare direzione. Altrimenti succede quello minacciato da Mercalli. Io non sono un catastrofista come lui, devo dire il vero. Ho sempre in fondo alla mia anima una grande dose di fiducia, insomma, di ottimismo, però è evidente che qualcosa deve cambiare, non possiamo continuare così. Assolutamente. Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo degli animali, che sono una mia grande passione. Io ho la fortuna anche di essere insegnante. Un giorno ho detto ai miei studenti: sapete che a Valdobbiadene una volta è arrivato un orso polare? Non è vero, mi hanno detto loro. Assolutamente, è arrivato un orso polare in uno spettacolo circense. C'era una signora entrata proprio nella pista, io ero bambino, me lo ricordo, c'era un altro tipo di sensibilità all'epoca, quindi proprio il discorso che facevi tu. È arrivata questa domatrice con un orso polare, un orso bruno dentro una carrozza, trasportata da un cavallo. Sopra questo cavallo c'era una tigre, quindi contro ogni regola veramente dell'equilibrio naturale dei predatori e delle prede. E adesso invece arriviamo, come hai detto tu, a queste nuove regole del nostro codice penale che dicono che è un illecito penale maltrattare gli animali. Una volta si poteva fare qualsiasi cosa, adesso gli orsi polari ovviamente non li possiamo vedere nei circhi e non si possono esibire in cattività. L'animale è fondamentale nel nostro territorio. Qui stiamo parlando di animali in cattività, altre situazioni. Parliamo invece degli animali che troviamo qui nelle nostre campagne, nelle nostre colline. Uno dei problemi principali, il pubblico sicuramente mi darà ragione, nel nostro territorio è quello dei cinghiali. Sono proliferati a dismisura. Coldiretti recentemente ha fatto una grande manifestazione a Venezia per dire: dobbiamo trovare una soluzione. Da una parte ci sono le associazioni venatori, io le chiamo così perché non sono solo cacciatori,
dall'altra abbiamo gli animalisti o comunque le persone che non vorrebbero uccidere. C'è una soluzione, si può trovare una via di mezzo. Mi trascini dentro un discorso molto complicato. No, sì, è anche complicato, però devo spendere un po' di tempo per spiegarmi. L'altro giorno mi ha telefonato un giornalista del TG2 dicendo in una battuta la situazione dei cinghiali. Dico, guarda, deve aver sbagliato numero di telefono, perché con le battute non si va da nessuna parte. Gli Bisogna slogan, hanno prendersi il bisogno di tempo. slogan. Sì, ma non è così che funziona. Lo so che tutto procede per slogan, per battute, ma non va bene. Come non va bene dire che la difesa è sempre legittima. Non è vero, non è così. No, nella legge non c'è scritto così. Ecco, ma questo non c'entra con l'argomento della serata. No, io ho scritto, ho lavorato per 40 anni nel Corpo Forestale e la mia pensione è stata così accompagnata dal fatto che poi ho cominciato a scrivere cose riguardanti la natura e questi temi che stiamo trattando anche questa sera con UTET, che mi pubblica i miei libri e quindi con una grande circolazione. Il secondo si intitola Italia selvatica. E perché racconto di come l'Italia sta diventando sempre più selvatica e molti, soprattutto quelli che abitano in città, non se ne rendono conto. Noi magari che abitiamo invece in zone più vicine agli ambienti naturali, questo lo vediamo. Ma perché l'Italia sta diventando sempre più selvatica? Perché è di molto aumentata la superficie dei boschi. Cioè, contrariamente a quello che viene detto anche da alcuni giornalisti un po' grossolani, diciamo, quando ci sono, che so, le alluvioni o le frane, si dice colpa della deforestazione. Ecco, l'Italia rappresenta invece un esempio virtuoso di aumento della superficie dei boschi, nel senso che noi del Corpo Forestale li abbiamo misurati nel corso dei decenni e possiamo dire che le foreste in Italia sono raddoppiate negli ultimi 100 anni. Sono raddoppiate. Questo però lo vediamo, a parte qua la zona diciamo di Fara di Soligo, Valdobbiadene, di Vidore, eccetera, che, dove ha una collina che alterna i vigneti ai boschi e comunque c'è un'agricoltura molto forte e redditizia, a parte alcune zone anche dell'altopiano di Asiago, da dove vengo, dove c'è un'agricoltura che ancora ripaga, perché chi ha le vacche produce latte e naturalmente il formaggio trova ancora soddisfazioni economiche, in molte parti d'Italia la montagna e la collina è stata abbandonata. Ogni volta che l'uomo abbandona, naturalmente anche in pianura, ma in questi ambiti, abbandona la sua attività, la natura riprende quello che era suo, rifonda, ricostruisce anche spontaneamente le foreste. Quindi di fatto le foreste sono aumentate. Ogni volta che aumentano le foreste, aumenta anche la presenza di animali selvatici. Di cosa sto parlando? Di caprioli, di camosci, di cervi e di cinghiali. Tanto per citare gli ungulati, diciamo. Poi naturalmente ci sono anche tutte le altre categorie. Ora, prima di arrivare al cinghiale, facciamo una breve digressione che però riguarda il vostro territorio. È stato nominato il Cansiglio da Andrea, ripetutamente, perché evidentemente è un posto che ama. La foresta del Cansiglio, il grande bosco da remi della Repubblica Serenissima, quindi è una foresta, ci sono tratti anche di bosco di abete, però la gran parte è una foresta di faggio dove i grandi faggi lasciano cadere al suolo i semi e la foresta il bosco viene tagliato, utilizzato, i tronchi vengono portati fuori secondo certe regole, ma dai semi che cadono nascono le nuove piante, cioè la foresta si rinnova e così da secoli e secoli e secoli. Cosa è capitato negli ultimi, diciamo, 20 anni, ma direi meno? Che sono arrivati i cervi, sono arrivati qui in Cansiglio come da molte altre parti. E in altopiano di Asiago, quando ero ragazzo, non avevamo mai visto un cervo,
semplicemente, li avevano eliminati tutti. Adesso ne abbiamo circa 1500. In Cansiglio siamo passati da 0 a 3000 cervi. Uno potrebbe dire bene, abbiamo una natura più ricca. I cervi mangiano i piccoli faggi. Quanti? Tutti. Li brucano regolarmente. La foresta non può più rinnovarsi. Allora, quando ero in servizio, qualche anno fa, avevamo fatto un tavolo tecnico di non cacciatori, no? Meglio specificarlo, in cui avevamo proposto di, in alcuni punti, sparare ad alcuni cervi per anche farli muovere, perché stazionavano sempre negli stessi posti e brucavano tutta la rinnovazione spontanea del faggio. Questo progetto sembrava passasse e invece l'onorevole Brambilla scrisse un articolo sul Corriere della Sera dicendo: vogliono la mattanza dei bambi. Questo per dire il rischio di interpretare l'ambiente con alcune lenti un po' deformanti, diciamo. Ecco, questo è bastato questo per bloccare una piccola iniziativa, non decisiva certamente, ma una risposta a un problema reale. Quindi il Presidente della Regione bloccò qualsiasi altra proposta e i cervi non furono disturbati, continuarono il loro pascolo e i forestali, i miei colleghi, si inventarono i recinti di esclusione, cioè hanno fatto dei recinti per tenere fuori i cervi, quindi non dentro ma fuori, e dentro i recinti il bosco si rinnova. Quindi abbiamo faggi che adesso cominciano già a essere abbastanza alti e fuori dal pericolo del morso. E fuori dal recinto abbiamo tuttora questa tabula rasa. Dico questo perché quando si parla di questioni legate alla gestione della natura, ecco, bisogna sempre essere molto informati, perché sono questioni complesse. Allora, per il cinghiale cosa è successo? Ma chi mai aveva visto cinghiali nel Veneto? Quale mai cacciatore aveva sparato a un cinghiale nel Veneto? Non faceva parte della fauna cacciabile semplicemente perché non era presente. In Italia si cacciava il cinghiale in Toscana, nelle Marche, in Abruzzo, un po' in Calabria, ma poca roba. Ecco, e la caccia regolava la presenza di questo cinghiale italico, un ecotipo tipico dell'Italia, le cui dimensioni raggiungevano al massimo i 100 kg. Poi i cacciatori hanno scoperto che nei paesi dell'est, soprattutto in Ungheria, c'erano dei cinghiali meravigliosi, con una ecologia del tutto simile a quella del cinghiale italiano, quindi abitudini, ambienti, tipo di alimento del tutto simile, ma il doppio più grandi. A Chieti qualche anno fa è stato abbattuto un cinghiale di 203 kg, pesato proprio con uno strumento di precisione, e apparteneva a quel gruppo di cinghiali che furono portati in Italia proprio per dare più soddisfazione ai cacciatori, che finalmente potevano esibire dei trofei molto consistenti con le grandi zanne, ma anche, devo dire, c'era quella parte più commerciale dove con una schioppettata portavi a casa 1,5 quintali di carne. Va detto a basso contenuto di colesterolo, il cinghiale ha anche questa virtù, diciamo. Allora, questi non solo sono più pesanti e quindi mangiano più del doppio, e quindi dopo che hanno mangiato tutto quello che c'è nella macchia in questi boschi molto fitti, spinosi, eccetera, escono e fanno danni all'agricoltura, ma si riproducono anche in maniera più vistosa. Le nostre femmine di cinghiale partoriscono 3-4 cinghialetti, quelle lì 8, 9, anche 10, che quando nascono in primavera, quando arriva a ottobre, hanno già raggiunto la maturità sessuale. Questo vuol dire una grande capacità espansiva e la stiamo vedendo un po' tutti. Noi qui
Noi in altopiano di Asiago, chi mai aveva visto un cinghiale? A quota 1800 ha fatto dei danni ai pascoli delle malghe. Contemporaneamente leggevo notizie di cinghiali nella spiaggia più in di Genova che passeggiavano sulla spiaggia e altri che avevano minacciato una signora che usciva con la borsa della spesa da un supermercato a Roma, la quale mollò le sue borse Sì. e scappò via. Ecco, cioè, allora, di fronte a questo fenomeno c'è io registro una immobilità della classe politica, cioè nessuno se ne occupa, diciamo. Non si sente esprimere una linea di come comportarsi. Io credo che sui Colli Ugani, dove il problema era molto acuto, si è applicato una procedura che già aveva dato dei buoni risultati in provincia di Gorizia, e cioè quella dell'abbattimento selettivo, cioè non si lascia al cacciatore di scegliere la preda, che naturalmente sceglierà sempre la più grande, e quindi il popolamento paradossalmente aumenta di numero, ma si deve applicare la caccia di selezione che si applica anche sui cervi, sui camosci, sui caprioli, insomma, è in vigore in tutta Europa, abbattendo animali di tutte le classi di età. Ora, un discorso del genere agli animalisti risulta inaccettabile. Allora, io credo che quando si parla di ambiente bisogna essere ambientalisti, non bisogna essere né animalisti né a favore di vegetali, insomma, bisogna guardare al sistema che ci sta intorno come una macchina molto complessa di cui bisogna continuamente cercare il nuovo equilibrio. Ecco, chiedo un applauso perché veramente in poco tempo sono stato un po' come quel giornalista che ti ha chiamato e ti ha detto rispondimi in poco e sei stato bravo. Intanto il nostro amico Andrea qua si sta sciogliendo. Sto vedendo. E infatti io volevo proprio Con parlare una di neve, velocità Andrea. preoccupante. Ecco, devo dire. che cosa faremo dopo Andrea? Diciamo che ero un po' distratto da questo ghiaccio, ho ascoltato Daniele anche perché appunto molti aspetti naturalistici io non li conosco e quindi apprezzo senz'altro quando imparo qualcosa. E guardavo quel ghiaccio lì, effettivamente non sapevo fino a quando l'ho provato qui quanto velocemente sarebbe diventata acqua, e in effetti sembra che abbia preso un bel andamento, e tanto più piccolo più velocemente sembra fondere, e lì abbiamo messo anche un orologio, vediamo, segna adesso le 10:10. Quell'orologio ha un doppio significato. Il primo è non sforare quei tempi, quindi non andare troppo tardi. Il secondo era un po' un simbolo, il tempo che passa. Tante azioni che noi facciamo, tante scelte, si parlava di scelte anche politiche su diversi ambiti. Ho colto con favore proprio la citazione relativa appunto al maltrattamento degli animali. Ci abbiamo messo un bel po' prima di fare una legge che mettesse nero su bianco cosa significa fare del male agli animali e quali sono le conseguenze. Quindi il tempo è un elemento fondamentale, e quando se ne perde troppo magari gli effetti poi di quello che non riusciamo a fare possono essere effettivamente difficili da gestire. È un po' questo che vediamo sul cambio climatico. Ecco, prima del prossimo video, Andrea, volevo fare a Daniele un'altra domanda, parlare del tuo libro, del tuo ultimo libro, Autobiografia della neve. Come è nata questa idea? E la neve, perché protagonista? Abbiamo parlato del caldo, prima adesso arriviamo alla neve. Il titolo, quelli della casa editrice, in un primo momento hanno reagito un po' negativamente, perché la neve non può scrivere la propria autobiografia, no? E quindi ho raccontato, siccome io sono nato a Roana in un 24 febbraio molto nevoso, e ho vissuto, per noi la neve era un elemento fondamentale, era il luogo del gioco, del divertimento, e lo è rimasto poi, perché chi nasce nella neve poi non può farne a meno, diventa proprio un elemento a cui si ritorna sempre. E quindi volevo parlare di questa cosa, ma anche perché mi ero convinto che pochi conoscono cosa sia la neve, cioè molti l'hanno vista,
tutti la conoscono, tutti l'hanno vista, ma pensano alla neve come uno strato bianco, freddo, fatto di H2O, per carità, fino lì ci arriviamo, e in realtà non è solo così, certo che è anche così, ma non solo, perché nello strato di neve, io nel Corpo Forestale dello Stato, noi facevamo anche dei rilievi per la previsione delle valanghe, quindi c'era una squadretta che andava ogni giorno a rilevare la mattina presto lo strato, le temperature, ma poi una volta alla settimana si faceva la prova, si chiamava prova penetrometrica, si faceva un buco, si entrava nel buco e si guardavano tutti gli strati di neve, misurandone la composizione in cristalli, quindi venivano estratti dei cristalli per ogni strato, lo strato corrisponde alla nevicata. Per ogni strato si estraeva un cristallo e lo si guardava con la lente e veniva classificato. Poi si misurava la resistenza alla penetrazione e si misurava la temperatura. Quindi una cosa che si scopre è che in superficie la neve ha la stessa temperatura dell'aria, quindi in genere di mattina è molto fredda, e poi piano piano che si scava la neve aumenta di temperatura fino ad arrivare quasi allo zero a livello del suolo. Quindi la neve protegge di fatto in questo modo tutti i vegetali e gli animali, e sono tanti, che vivono nello strato immediatamente sotto e che possono, grazie alla neve, superare i rigori dell'inverno, tanto per dirne una. Ma poi questo strato non è stabile perché continua ad evolversi durante l'inverno e quindi certi andamenti climatici provocano valanghe anche non provocate dall'uomo, quindi spontanee, dopo che alcuni strati di cristalli hanno sublimato quelli sotto, quindi trasformati in vapore, e ricongelato negli strati superiori, creando, ecco, l'osservazione di questo andamento ti permette anche di prevedere le valanghe e quindi di salvare molte vite umane, nonché strade, eccetera. Cioè, la neve è un elemento della natura molto importante perché permette la vita appunto di molti animali e vegetali, ma è anche un volano idrico, cioè il fatto che nevichi molto e che vuol dire poi restituire alla pianura l'acqua in tempi più lunghi. Vuol dire anche rimpolpare i ghiacciai che sappiamo essere fondamentali per questi aspetti che abbiamo visto illustrati all'inizio di questa serata. Ma invece cosa sta capitando? Sta capitando che i ghiacciai si ritirano, ma non di poco. Cioè la Marmolada, per citare quello veneto, più importante, il ghiacciaio più esteso, negli ultimi 90 anni si è ridotta a un terzo, cioè 2/3 sono stati persi. Ma dove sono andato io nel 1979 a fare il primo corso neve e valanghe della regione Veneto, abbiamo scavato perché sotto c'era il ghiaccio e sopra c'era la neve. Ecco, non c'è più neve, ma non c'è più neanche il ghiaccio. Cioè quello strato di 15 metri di ghiaccio non c'è più. Voglio dire, ma questa cosa l'ho vista anche in Bolivia, a 5.600 metri, un ghiacciaio su cui avevo camminato nel 1983, adesso non c'è più. Quindi è un fenomeno planetario. La scomparsa di ghiacciai provoca ha un sacco di conseguenze. E questo scioglimento del ghiaccio che stiamo vedendo stasera, in realtà ancora non abbiamo ben capito perché. Forse Andrea, studiando queste materie, potrebbe essere chiaro, trovare una risposta. In realtà, se a Farra di Soligo c'è stato un aumento medio di circa 1 grado negli ultimi 50 anni, mettiamo, ecco, in montagna e nelle quote più alte l'aumento è stato di 2 gradi, cioè il fenomeno si fa sentire di più. Ora noi non abbiamo modelli, Mercalli tende a essere pessimista, diciamo così. Ecco, ma
la verità è che non abbiamo modelli di riferimento per questi cambiamenti climatici, perché stanno avvenendo fenomeni che non si erano mai verificati. Io ieri ero nei boschi abbattuti da Baia per una cosa che andrà in Rai a dicembre e riassumevo, raccontavo di cosa è accaduto a fine ottobre del 2018, cioè in mezz'ora sono andati giù qualcosa come 14 milioni di alberi, cioè è stato cancellato come superficie di bosco qualcosa pari a 40.000 campi di calcio, ed è un fenomeno del tutto nuovo, perché è vero che ci sono sempre state le trombe d'aria, le grandi piogge, il freddo, il caldo, la stagione, ma un vento a 200 km all'ora al di qua delle Alpi non era mai stato registrato, né dai vivi né da chi ci ha preceduto. Negli archivi di storia non è mai stato raccontato. Quindi qualcosa sta cambiando nel corso della nostra vita, e anche questo non era mai successo, perché i cambiamenti prima erano molto quasi inavvertiti dalla singola persona. Ecco, qualcosa sta accelerando. Abbiamo la possibilità di cambiare? Credo di sì. I boschi sono l'unica macchina, l'uomo non è ancora inventata un'analoga, questa macchina capace di assorbire l'anidride carbonica e tenerla prigioniera. Per quanto? Per sempre, se noi quel legno non lo bruciamo, ma lo utilizziamo torniamo a utilizzarlo per fare i nostri pavimenti, i nostri mobili, le nostre case. Anche qui ci vuole una grande scelta politica, grandi scelte strategiche. Mio fratello abita a Roana in una casa completamente in legno ed è più calda della mia. Cioè si può arrivare a questo. Il che vuol dire che si possono tagliare i boschi per portare via il legname e tenere prigioniera l'anidride carbonica, quindi usarlo il legno in maniera per costruire le cose di cui abbiamo bisogno, e dove l'abbiamo tagliato lasciare che si rinnovi perché le piante che crescono catturino ulteriore anidride carbonica. Ecco, qui ci vuole una visione molto coraggiosa, molto forte, che vada in questa direzione. Certo non basterà, bisogna emettere meno, lo sappiamo, cioè bisogna concorrere con un nostro comportamento singolo, con grandi scelte strategiche e che vadano proprio nella direzione di bloccare queste emissioni. Ecco, in questo ovviamente l'Italia, ma neanche l'Europa possono essere da sole. Io nel 2019 sono andato in India, insomma Cina e India vogliono fare quello che noi abbiamo fatto nel Novecento, sarà difficile fermarle, ma se non ci sarà una presa di posizione globale rispetto a questo tema, da sola l'Europa, da sola l'Italia, meno che meno potranno fare molto. Invece volevo tornare, grazie Daniele, ad Andrea, dicendo abbiamo parlato di questa neve, ma tranne nell'inverno del Covid dove noi eravamo tutti chiusi e nevicava, mi dava un fastidio pazzesco perché non potevamo andare a raggiungere le piste, ne vediamo sempre meno di neve, come diceva anche Daniele. E questo per chi fa il tuo lavoro, chi ha la tua passione, che cosa vuol dire? Diciamo che perché nevichi ci vogliono delle condizioni, ecco, particolari, che in montagna erano frequenti o comunque abitudinarie. Che io nel libro di Daniele all'inizio proprio leggo quelle che sono questo febbraio nevoso in cui lui è nato, ho provato a immaginarmelo, no? questa nevicata, ecco. Negli ultimi 30-40 anni, in analogia diciamo all'aumento medio delle temperature, la condizione per cui la neve può cadere e può anche mantenersi, ovvero la combinazione tra temperature e precipitazioni, chiaramente è andata a sfavore della quota, ovvero la temperatura aumentando porta il limite della pioggia-neve, il limite delle nevicate, sempre più in alto. L'episodio, ecco, ad esempio, di inizio dicembre scorso, il giorno 3 dicembre, tra il 3 e il 4, nevicò fino ai 700-800 metri. Ecco, nei giorni successivi il limite della neve salì a quote oltre i 2000 metri, proprio nel cuore anche delle Dolomiti, sospinte da un vento di scirocco molto più caldo, quindi ha portato la nevicata veramente a quote
tipiche di ottobre, ecco, non certo del cuore dell'inverno. Quindi magari tende a nevicare di più sulle cime, ma tutta la parte della media e bassa montagna, lo vediamo anche appunto per le stazioni sciistiche sui 1000-1500 metri, vanno comunque a perdere ciò che è l'innevamento che fino a fine anni 80 era frequente. Quindi per noi è un significato forte, perché non c'è solo l'aspetto chiaramente della bellezza della neve, sulla quale assolutamente sono d'accordo, ma proprio dell'importanza dell'accumulo. Quel piccolo cubetto di ghiaccio fonde ancora lentamente, quindi immaginate la neve che sta sulle nostre montagne, i ghiacciai lentamente rilasciano l'acqua, che poi torna utile per la vita a valle, per la vita di fiumi, di animali e poi anche della nostra. Quindi anche questo è un aspetto che sicuramente è un segnale che sicuramente prendiamo in seria considerazione. Infatti io non me l'aspettavo che in così poco tempo si riducesse in maniera così significativa. Allora Andrea, noi abbiamo un altro video prima della seconda e ultima parte della nostra serata che adesso ci proporrai. Grazie e vi chiedo ancora un applauso per Andrea e Daniele. Grazie. Con l'occasione di presentare questo secondo video, poi appunto ci avviciniamo alla parte finale della serata. Questo video è stato realizzato dall'ente parco Stura e Gesso, quindi provincia di Cuneo, e ha realizzato questo video per mostrarci proprio con delle immagini quella che è la velocità del cambiamento di questi ghiacciai. Loro prendono ad esempio i ghiacciai locali, ma si diceva appunto è un fenomeno globale, quindi sono degli esempi che noi possiamo usare ovunque. E questo video ci permette di capire, ecco, con un confronto fotografico fatto appunto per facilitare il confronto, quello che sta accadendo negli ultimi 90-100 anni, ma in più sempre più velocemente negli ultimi decenni. Quindi ringrazio anche appunto l'ente parco con il quale sono stato in contatto e che si complimenta con l'amministrazione di Fara di Soligo per questa iniziativa pubblica. Quindi vi auguro buona visione e poi facciamo un ultimo passo. Grazie. Dai ghiacciai in mani cantati dal Carducci, esplorati dal Cavalier de Cessole, alla piccola ape. Cosa sta succedendo alla nostra casa comune? Le variazioni di clima sul nostro pianeta ci sono sempre state, ma la velocità con cui la temperatura sta aumentando negli ultimi decenni mette a rischio i nostri ambienti di vita e tutte le specie. 1,5 gradi in più la temperatura media negli ultimi 60 anni in provincia di Cuneo. Le specie animali e vegetali stanno migrando verso quote più elevate. Alcune non sono in grado di adattarsi e probabilmente si estingueranno. Le api anche d'inverno sono sempre in movimento e consumano più risorse, rischiando di morire di fame. I vitigni salgono di quota e si modificano le pregiate caratteristiche dei nostri vini. Gli incendi sono sempre più frequenti, i corsi d'acqua sono sempre più vuoti o troppo pieni. Aumentano i colpi di calore e le allergie. Le precipitazioni sono sempre più violente e improvvise. I ghiacciai stanno morendo.
La terra ci precede e ci è stata affidata. Non possiamo più aspettare. Ciascuno di noi può fare un mondo di differenza. Eccoci Andrea, anche questo video ci invita alla riflessione. Io so che verso la fine di questa serata volevi darti una pagella e anche invitarci ad una riflessione su come si possa cambiare anche il nostro atteggiamento per migliorare il nostro rapporto con l'ambiente. Certo, la volontà anche per chiudere la serata e poi magari per aprire anche un dibattito, comunque se ben volentieri ascolteremo anche vostre domande, era quella di mettersi in discussione personalmente, perché diciamo c'è inutile che facciamo tante serate se poi alla fine non si fa niente di concreto nella vita reale tutti i giorni. Allora ho cercato subito, insomma, ho pensato quali sono le azioni che incidono di più, insomma, nel mio quotidiano, e mi sono dato una pagella, spero di essere stato oggettivo, e condivido quei voti, parzialmente rimandato a settembre, ve lo dico già. E su cosa? Adesso andiamo a vederlo. Quindi c'è la pagella dei 4, dei 5, e spero anche la pagella degli 8, 9, 10, dei 6, 7 qualche volta. Dove vado male? Partiamo dove vado male. L'aspetto auto, trasporti e viaggi. Io ho voglia di viaggiare, mi piace vedere posti nuovi, e viaggiare spesso ha un impatto devastante, specie appunto i viaggi intercontinentali aerei, che per ora sono bloccati o comunque più lenti, però senza anche scomodare il fatto che io per spostarmi muovo circa 1000 kg per i miei 87, ecco, quindi muoviamo qualcosa che è 10 volte il nostro peso o ultimamente anche molto di più per muovere una singola persona, è veramente poco efficiente. Anche la pigrizia a volte, anche la necessità, quando davvero non posso fare a meno. Utilizzo molto internet, i servizi cloud, tutto ciò che riguarda anche l'aspetto della meteorologia, perché ormai molti dati meteo anche del Consiglio passano attraverso dei cloud, dei server. Non c'è un filo dalla stazione meteo al mio computer, ma c'è un cloud che manda i dati e me li fa vedere, me li conserva, fa un bellissimo lavoro, ma consuma energia. Un server, un computer che è posto non lo so dove, che consuma energia. Ne ho bisogno? Sì. Purtroppo non riesco a farne a meno. Sono molto pigro quando devo anche manutentare alcuni oggetti di casa, il freezer per esempio, mi dimentico, lo faccio domani, mi dimentico, e effettivamente lascio che il freezer spesso si ricopra di ghiaccio ed è un elemento tra i più energivori per un elettrodomestico che è sempre acceso. Anche chiaramente rendere puliti e efficienti i termosifoni è un elemento fondamentale, togliere l'aria interna affinché non ci siano appunto elementi di disturbo. Ed altro, serve tanto altro. Ma ho detto, passiamo invece alla parte un po' più di speranza, insomma, qua vado male, vediamo dove vado bene. Allora, vado bene sull'orto, nel senso che ho provato dopo tanti anni a fare un orto, sto mangiando quasi tutte le sere verdura di stagione, e quindi la mia cena è finalmente a chilometro zero e è tutto biologico, perché quel che c'è, sperando appunto che non venga una grandinata e che porti via tutto. Però ci sto riuscendo, sono contento. Ho fatto un sistema di recupero dell'acqua piovana, in maniera da non usare acqua potabile del rubinetto per innaffiare. In questi giorni l'ho finita, perché chiaramente con l'assenza di ricarica, questo è un altro aspetto, mi sono dovuto comunque attaccare all'erogatore. E insieme, ecco, l'aspetto energetico, ho cercato di ridurre, di cambiare tutto ciò che poteva essere cambiato dal punto di vista dell'illuminazione, lampadine a basso consumo, LED, ma soprattutto risparmio energetico, perché noi parliamo di fonti di energia, stiamo cercando l'energia del futuro,
l'unica vera energia è quella che non usiamo. Ci sono tante altre energie così gratuite, così belle e pulite di quella che riusciamo a non usare. E ci sto riuscendo abbastanza bene, anche scegliendo prodotti, ecco, che impattano meno possibile anche nella catena di produzione, trasporto e smaltimento. In inverno cerco di mantenere la temperatura a massimo di 20 gradi. Se ho freddo metto su un maglione, molto banalmente. Però mi è costato la pigrizia, dover stare lì un po' fermo, però alla fine ha un senso e cerco di mantenerlo. La riduzione dell'acquisto di materiali nuovi, preferire l'usato, sia sugli oggetti di uso comune, sugli aspetti anche tecnologici, perché qui ormai siamo quasi costretti, uso tante virgolette, a comprare ogni 6 mesi un telefono nuovo, un computer che non si aggiorna. Ecco, tutto questo chiaramente va contro il risparmio energetico e va ad impattare anche come materiali che poi in parte vengono riciclati, e sappiamo che purtroppo la maggior parte poi finisce anche in aree parallele e poi smaltiti illegalmente, andando anche a danneggiare popolazioni che stanno molto distanti da noi, che nulla ne possono dei nostri sprechi. Quindi preferire l'usato quando possibile. Intanto Andrea ti fermo perché Sì. guarda che cos'è successo. È caduto? È caduto. Quindi si è sciolto. È talmente caldo qui alle Torri di Credato. Perché saranno i fari che hanno accelerato un po'. Non sono neanche le 11 che era la nostra previsione e già insomma è finito. Quindi il ghiaccio fonda velocemente, questo abbiamo imparato, più velocemente di quanto possiamo prevedere. Appunto, prego, continua pure. Ecco, e anche ho messo dentro anche i capricci sul cibo e bevande, proprio la parola capriccio, perché effettivamente spesso dico, dai, mangio questo, qualcosa che poi uno non mi fa bene come salute, e due magari ha imballi, ha plastica e soprattutto è un cibo che non ha niente anche di realmente ottenuto magari da fonti sì, da prodotti di stagione, via dicendo. E poi ecco l'ambito relativo al consumo di carne. Molto lentamente sono arrivato a un punto in cui il consumo della carne è molto di rado, cercando appunto anche lì di arrivare a prodotti a chilometro zero, comunque a basso impatto. E qua potremmo parlarne comunque per molto. E dove posso andare meglio? Penultima slide, ecco, qua ci sarebbero tante, ne ho scelte alcune, ho messo la parola in rosso accontentarmi, che sembra essere una brutta parola. Dico in dire, se te contenta, non te vuoi l'altro. Sì, è un diritto a accontentarsi, al posto di usarla come aspetto negativo, dice, vuol dire che ti fai andare bene tutto. Pensiamo che accontentarsi è anche godere di quello che si ha, e noi siamo fortunati, comunque viviamo in un bel posto, abbiamo tantissime cose che tanti altri non hanno. Quindi a volte mi dico, dovrei pormi nella persona che si accontenta, ma non che dice va bene tutto, ma che dice ho molto, me lo faccio valere, me lo gusto e ci rinnovo anche la bellezza che mi porta. E poi ecco l'occasione di queste serate, quindi conoscere meglio questi aspetti. L'occasione appunto di sentire Daniele questa sera è per me motivo anche di imparare cose nuove, come dicevo prima, quindi migliorare, perché io ho tante cose da imparare, e migliorare anche la mia capacità comunicativa. Mi metto in gioco anche di fronte a voi per cercare di aiutarvi a capire quelli che sono gli aspetti che riguardano il cambio climatico. E si parlava anche di scelte politiche, quindi anche votare, comunque prendere una posizione rispetto a chi diciamo si impegna nella lotta al cambio climatico, nel rispetto dell'ambiente. Sappiamo che non è facile scegliere, specie appunto in questi periodi, però informarsi e anche affidarsi, penso che sia un dovere di ogni cittadino, quindi fare scelte consapevoli anche quando siamo dentro all'urna. E le ultime due, ecco, compensare le mie emissioni, ecco, per arrivare qui, dicevo, i 22 kg di questa CO2 che ho emesso con le mie attività, come faccio a compensarli? Beh, diceva appunto Daniele prima, le foreste sono il polmone, l'unico sistema con il quale CO2 si fissa e resta lì finché noi appunto non andiamo a accendere il fuoco. Quindi cerco di fare azioni a supporto di quelle associazioni, o comunque di quegli ambiti che permettono e favoriscono appunto il recupero di aree, il recupero di zone boschive e soprattutto evitare che ci siano nuove estensioni di cemento o comunque di abbattimento di alberi dove non sia necessario. Così anche come andare più in bicicletta se stasera sono venuto in macchina, cerco di compensare per quanto possibile. E infine, ecco, evitare i prodotti con tanti imballi. Io ogni volta che scarico il sacco della plastica dico non è possibile, cioè, pensavo che fosse
no, è già pieno. Faccio attenzione, ma non basta, e purtroppo spesso ci troviamo di fronte a tantissimi imballaggi inutili. Quindi ecco, queste sono alcune piccole opinioni personali, anche su quelle che penso che ciascuno di noi stasera può andare a casa e farsi esame di coscienza, perché mi sembra, ma soprattutto può pensare a quello che fa tutti i giorni e credere che cambiando anche le nostre azioni potremo cambiare. Qui ci sono anche le biografie e le fonti di quello che abbiamo utilizzato, e volevo chiudere con una frase di speranza. Ecco, le attività umane sono la causa del riscaldamento globale e anche delle sue conseguenze. Ora ne siamo tutti consapevoli. Agiamo nell'individualità e nella collettività per un futuro più equo e sostenibile. Ce la possiamo fare, ma dico soprattutto ce la dobbiamo fare. Ho messo una foto con un bel tramonto da Maga Valmenera per dare un saluto di speranza e un ringraziamento a tutti voi questa sera. Grazie Un mille. applauso ad Andrea Costantini. Davvero Andrea, grazie anche per aver ideato questa serata ed aver portato qui a Fara di Soligo Daniele Zovi. Io prima di lasciare lo spazio alle domande del pubblico volevo trattare un ultimo argomento con te, Daniele, perché io non riesco nel mio lavoro ad abituarmi ad una cosa, a tutte le foto che i nostri lettori di QDP News di questo giornale ci mandano degli abbandoni di rifiuti illeciti nel nostro territorio, delle cose incredibili. Mi è capitato recentemente sia a Pieve di Soligo che a Pederobba, dove non sono stati abbandonati dei rifiuti, magari dei sacchetti, ma delle vere e proprie discariche abbiamo visto. Gente che arrivava con dei camion e sversava questa spazzatura nei campi di Covolo di Pederobba, nella periferia di Pieve di Soligo. E tantissimi sono i casi nel nostro territorio, anche se questo è uno dei territori dove c'è una raccolta differenziata tra le migliori di tutta Italia. Ecco, nell'ambito della tua esperienza lavorativa, ecco, quante volte ti sei imbattuto in questi fenomeni? Troppe, direi. Comunque, tu hai fatto una considerazione che mi ha, devo dire, sorpreso, perché siamo in una delle regioni più virtuose d'Italia per la gestione dei rifiuti. Quindi se è così qua, cosa succede in Calabria o in Sicilia? Non oso pensare. Cioè noi sappiamo che il Veneto ha raggiunto e anche superato in alcuni comuni il 70% di raccolta differenziata, quindi sostanzialmente riciclabile, no? E la abbiamo anche dati superiori addirittura, ecco, nell'Alta Marca. Esatto. Sì, e la Sicilia il 7%. Quindi siamo un'unica nazione, dovremmo comportarci in un unico modo. È per questo che io mi richiamo sempre alla politica, perché solo le scelte proprio strategiche di alto livello incidono nella realtà, perché è chiaro che il singolo, hai ragione, se ognuno di noi si impegnasse a far meglio quotidianamente, le cose andrebbero meglio, non c'è dubbio. Ma ci vogliono contemporaneamente le grandi scelte strategiche. Non è possibile che una regione non differenzi almeno al 70%. No? Non è possibile. Il Presidente della Regione deve dimettersi perché non ha fatto il suo dovere. Abbiamo tutti negli occhi le immagini di Roma. Io Sì, l'ultima volta che sono andato a Roma, che non sono arrivato nella stazione principale, sono arrivato in una stazione periferica, ho trovato una discarica davanti a me. Lo stavo dicendo perché a Tiburtina sono sceso anch'io perché il treno si era rotto e quindi ho aspettato uno che venisse a prendermi, ho fatto una passeggiata là intorno e siamo nel cuore di Roma. Ed era una cosa che non credevo ai miei occhi, questo è vero. No, lo confermo. Ecco, allora io credo i casi di scaricamento di rifiuti che hai segnalato sono puro egoismo. Cioè, la gente butta via sta roba per non portarla nei centri che ci sono per risparmiare quante? 10 euro? Cioè, veramente è una cosa scandalosa. E aggiungerei la pigrizia che ha detto Andrea. Andrebbero perseguiti così, assolutamente. Però io volevo chiudere con una riflessione
positiva, come sono state positive le parole di Andrea. E cioè, io credo che ognuno di noi debba ritrovare degli spazi nel proprio cuore, diciamo così, per tornare a guardare la natura da vicino. Qui, non solo da me, voglio dire, ad Asiago, che è circondata di boschi e così, ma anche a Farra di Soligo, anche nella Marca Trevigiana, ci sono degli ambienti naturali proprio prossimi ai paesi, raggiungibili quasi a piedi o in bicicletta o con brevi tratti di automobili. Allora, dobbiamo tornare a camminare, ma non decine di chilometri, anche pochi passi. Basta un paio di scarpe comode. È un gesto che non chiede mediazioni, è una roba nostra proprio, che non dobbiamo chiedere permesso a nessuno. Dobbiamo camminare nel bosco, cominciare ad osservare le piccole cose che succedono nella natura, sederci anche sotto una pianta, appoggiare la nostra schiena a un tronco e magari chiudere gli occhi e sentire il rumore delle fronde, e l'aria che ci accarezza il viso, l'umido del terreno. In quel momento sentiremo di far parte di un unico sistema complesso, di un'unica comunità che dialoga al suo interno in maniera molto vivace. Il bosco da parte di chi ha cominciato a studiarlo intimamente, ecco, non si presenta più come un insieme di alberi o la somma degli alberi più gli arbusti più le erbe, ma come una comunità complessa in cui avvengono infinite relazioni. Le piante comunicano tra loro, ma mandano segnali anche agli animali. Ecco, noi non possiamo chiamarci fuori, noi di questo facciamo parte. Termino raccontando una storiella, devo usare una brutta parola, ma racconto i fatti come si sono svolti. Ero a Courmayeur a un convegno e aveva parlato un glaciologo molto importante, aveva parlato poi un astronomo che ci aveva mostrato, c'era un grande schermo, delle foto dei pianeti, quindi Plutone, Marte, Venere e Marte. E ci aveva anche raccontato le caratteristiche principali di questi pianeti. Poi io avevo parlato di alberi così, e quando lui è tornato a sedersi vicino a me, io sottovoce gli ho chiesto: ma cos'è questa storia che se ci va male qua, visto che il pianeta si sta diventando inospitale per l'uomo, noi andremo ad abitare su Marte, no? Ma che storia è? E lui, altrettanto sottovoce, guardandosi intorno, mi ha detto: Marte è un posto di merda. Ecco, questa è la verità. Noi abitiamo in un pianeta meraviglioso, che è la nostra casa. Dobbiamo prendercene cura sempre, quotidianamente, con i piccoli gesti, certo, e con i grandi gesti da cittadini consapevoli. Vi ringrazio per la vostra cortesia. Grazie, ancora un applauso per il dottor Daniele Zovi, per il dottor Andrea Costantini. Allora io lo accolgo questo invito, andiamo a camminare, assolutamente. Abbiamo i Palù qua, abbiamo tantissime zone bellissime, Revine Lago, insomma non ci mancano sicuramente in Alta Marca Trevigiana. Adesso Andrea, se tu sei d'accordo, io mi metto la mascherina e se c'è qualche domanda vado tra il pubblico con il microfono per fare le domande direttamente ai nostri ospiti, insomma ai nostri relatori. C'è qualcuno che ha una domanda? Vedo che c'è qualcuno. Da qua non vi vediamo, però tu Andrea parti. Sì. Ecco. Chi è? Che ha la domanda? C'è qualcuno? No. Sembrava da lì, no? Che ci fosse una domanda. Non c'è nessuna domanda, è tutto chiaro. E la signora che ha consumato poche energie venendo su a piedi è andata via. No, c'è ancora. Ecco, signora. Eccola là. Faccio una domanda a lei. Venga qui vicino a me perché sennò esplode.
Le è piaciuta la serata? Ma lei i cinghiali li ha visti? No. Infatti anch'io sento sempre parlare dei cinghiali ma non li vedo. No, mai visti proprio. Ed è contenta di essere entrata qui nel patrimonio dell'umanità nel 2019. Sì, vivo? Allora non è... Lei fa parte del patrimonio dell'umanità. Un applauso per la signora, davvero. Allora direi al nostro vice sindaco di chiudere la serata, dai. Michele, adesso lo chiamo per nome. Prego. Ecco, direi che la chiusura di questa serata che stavo un po' analizzando ritorna Andrea all'esperienza che abbiamo fatto, che hai citato l'anno scorso con i ragazzi, perché personalmente mi è toccata e riprendeva di pari pari il 90% di quello che abbiamo detto stasera, che abbiamo sentito stasera. Ed era venuto dai ragazzi. E una cosa che questa sera noi dobbiamo prendere da quell'esperienza, secondo me, per portare anche la mia personale testimonianza, è un dato importante che un ragazzo, mentre stavamo discutendo di cosa noi possiamo fare, cioè proprio era stata la domanda di Andrea, cosa possiamo fare noi? E un ragazzo ha detto, la prima cosa che possiamo fare è ridurre di 1 litro la nostra doccia, me lo ricordo. E ha detto, noi siamo in 22 ragazzi, potremmo ridurre 22 litri al giorno il nostro consumo. Ecco, credo che questo sia un gesto anzi un'espressione importante e un gesto ancora molto più importante, ma soprattutto il fatto che veniva da un ragazzo, ecco. Quindi noi che, io dico ahimè, siamo purtroppo noi responsabili di questa situazione, credo dottore che lei questo me lo accetti, quindi noi dobbiamo far tesoro di questa espressione fatta da un ragazzo perché credo sia rivolta direttamente a noi per dire dobbiamo comunque fare qualcosa e possiamo farlo. Il gesto semplice, come diceva anche il dottor Daniele, è camminiamo, noi la proponiamo, noi come sezione CAI Veglio Soldani Piedi Solivo lo proponiamo il cammino, siamo amanti, no, del nostro ambiente e quello che noi facciamo è anche quello di salvaguardarlo con gesti importanti. Ad esempio posso portare anche questo esempio, abbiamo ripreso un sentiero che lei dottore ha citato prima, Vaia, distrutto, 3.000 metri cubi di legname recuperato e l'abbiamo ripristinato perché la gente possa comunque camminare, quindi senza senza andare chiaramente lontano, non serve andare lontano a camminare come diceva il dottore, basta fare nei piccoli passi intorno a casa, intorno alle nostre meravigliose colline, le abbiamo qua, ce li riconoscono tutti a pari di grandi siti internazionali. Ecco, però concludo dicendo appunto di questa serata facciamo noi qui presenti e chi ci ascolta appunto un tesoro di essere noi i primi da domani, da oggi, da subito, a portare avanti questo impegno perché quello che abbiamo ricevuto rimanga perlomeno ormai in poca parte, perché sicuramente tanti, e cito i ghiacciai, sicuramente non li rivedremo più, no? Sostanzialmente, ma anche specie animali che stasera non abbiamo toccato, ma che effettivamente sono in via di estinzione. Quindi anche questo, ecco, perlomeno quello che in questo momento la nostra madre terra ci ha donato lo manteniamo per le generazioni future. Ecco, questo sicuramente è un impegno che da parte chiaramente di tutti noi, personalmente lo ritengo un impegno anche quello di dare voce a queste serate, credo siano molto importanti. Questa è una serata che faceva parte già di un programma che con Andrea abbiamo iniziato l'anno scorso a febbraio, che poi purtroppo è stato interrotto, ma che abbiamo ripreso, che nei prossimi mesi, sempre permettendo la pandemia, continueremo a portare avanti e anche nel 2022 con i programmi già pronti e imbastiti. Ecco, grazie ancora a tutti voi e queste pillole che abbiamo sentito questa sera da domani rendiamole effettive e utili.
Grazie ancora a tutti e grazie soprattutto a Andrea Costantini, al dottor Daniele e a Andrea che ha gestito in modo impeccabile questa serata. Grazie Andrea. Per i quali vi chiedo un applauso. Grazie e buonanotte. Alla prossima.